Lo spettacolo della pianura trevigiana dalle Meatte qui alle pendici di Cima Grappa. Benvenuti a una nuova puntata di Agricoltura Veneta. Sono con il Caschetto perché questa puntata racconterà le malghe, la difficoltà di vivere e lavorare nelle malghe. Perché partiamo da qua? Perché questa è una strada importantissima, la strada che collega il Monte Tomba con il Monte Grappa ed è chiusa perché le gallerie sono in fase di lavorazione. Una chiusura che sta mettendo veramente in difficoltà non solo il turismo locale ma soprattutto le malghe e chi ci lavora. Assessore, a che punto siamo e soprattutto quando riapriranno? Vedete, è un cantiere abbastanza complicato, difficile. Qui la provincia di Treviso veramente ha fatto un grosso investimento. Si parla di 1 milione di euro. Sì, l'amministrazione provinciale insomma ha appena investito questa risorsa. Insomma, queste gallerie che avevano 100 anni sono state rimesse completamente a nuovo, è un lavoro definitivo, credo che riapriranno sicuramente a fine luglio. Bruno Bernardi, per le maghe, per chi ci lavora in queste maghe, ci vive, quanto importanti sono queste gallerie? Il lavoro della malga è un lavoro molto duro, solamente chi è innamorato della malga, chi ce l'ha nel DNA può continuare, rimanere 4 mesi su qua. Se manca poi la viabilità, il collegamento dalle maghe dell'est alle maghe dell'ovest del Grappa, siamo del gatto, diceva un tempo un malghese. Noi abbiamo bisogno di turisti, di consumatori, di visitatori, di gente che sale in malga per far vivere le malghe, per far vivere questo territorio, per far vivere i malghesi e dar loro anche delle soddisfazioni economiche. Senza soddisfazioni economiche la malga muore. Grazie direttore, adesso noi ci vediamo i titoli e poi andremo a sentire direttamente le voci dei malghesi. Quando una strada chiusa compromette un'intera economia, il caso delle malghe del Grappa tra produzioni di eccellenza e turismo sostenibile, che tornerà a fine luglio quando riapriranno le gallerie che tagliano il versante trevigiano da quello bassanese. Il veratro si sta diffondendo infestando gli alpeggi, nel Feltrino sta soffocando il narciso, sul Grappa mette a rischio le mandrie, la falce ma anche le mani dei volontari del CAI per dare una risposta all'abbandono della montagna. C'è forte tensione tra Regione e Consorzio del Prosecco DOC sul trattamento in deroga per la flavescenza dorata, prima richiesto, ora sconsigliato. Secondo l'assessore regionale all'agricoltura crea una confusione che non fa bene al mondo del vino più venduto al mondo. È una pianta le cui radici sono le più amare che la natura possa offrire. È la genziana che stimola l'appetito ma anche la digestione. Una specie protetta da non raccogliere, anche perché facilmente confondibile con il veratro velenoso. Zampettando questa settimana ci fa conoscere il geco, grossa lucertola utilissima contro ogni tipo di insetto, un rettile tipico dell'Africa che ora vive bene anche nel nord Italia, ennesimo segnale del cambiamento climatico. 1 milione di lire, ovvero 2 anni di stipendio da Metalmezzardo per avere un sametto. È il trattore che a casa Meneghetti, ai piedi della Rocca di Asolo, ricorda le fatiche del papà contadino per una macchina che da sola tirava l'aratro come 6 vacche. Afra Pannizzon, questo è il primo morlacco della stagione. Questo è il primo morlacco della stagione. Come tutti gli anni, con tanta fatica, abbiamo ricominciato piano piano a riprendere la vita di malga. Qui ci vuole la passione per la malga e per fare il formaggio. E la gente poi quando viene qui la riconosce questa passione? Pensano che venire in malga sia come vivere la famosa Heidi nelle Alpi. Invece con una giornata come questa di pioggia, con il freddo. Una giornata come questa di pioggia e di freddo, le vacche bisogna portarle al pascolo, bisogna lavarsi e riasciugarsi per andare a riprenderle nel pomeriggio. Per voi quanto importante è questa strada che deve essere riaperta il prima possibile? Al 110%, perché è la strada principale che unisce il versante est dal versante ovest. La gente arriva qui e poi sono costretti a tornare indietro perché a Cima Grappa non ci possono andare. Quelli che vengono giù da Cima Grappa si fermano dall'altra parte e per di qua non possono venire. Per cui abbiamo una perdita enorme di turismo e di soldi? E di soldi. Io non pretendo neanche un rimborso, ma almeno che si sbrighino ad aprire queste benedette gallerie, che la strada sia percorribile a tutti. Grazie Afra, adesso le notizie.
Non capiamo la posizione dei consorzi. Regione contro consorzio del Prosecco DOC sulla questione trattamenti flavescenza dorata, in particolare dopo il passo indietro del consorzio sul trattamento in deroga, prima tanto atteso. Noi abbiamo fatto tanti tavoli legati al tema della flavescenza dorata, non solo a livello regionale ma addirittura a livello nazionale, e tutte le associazioni, i consorzi, tutti erano propensi sul fatto di chiedere questa deroga, che tra l'altro, ripeto, non è stata chiesta dalla Regione ma è stata chiesta dal Servizio Fitosanitario Nazionale. Ora per la DOC non bisogna trattare in deroga, una decisione che secondo la Regione non aiuta né viticoltori né mercati. Questo andi e rivieni crea confusione non solo negli agricoltori ma anche nella gente, nella popolazione, perché adesso la popolazione pensa che effettivamente questo principio attivo possa creare danno. Agea ha comunicato i dati definitivi delle domande e degli importi di pagamenti accoppiati relativi a soia, colture per mangimi ad alto valore proteico, frumento duro, leguminosa da granella, riso e barbabietola da zucchero. Gli importi saranno erogati agli imprenditori agricoli entro il 30 giugno 2023. L'importo totale assegnato per il sostegno accoppiato è di 462 milioni di euro. Gli importi unitari sono stati definiti sulla base delle superfici e dei capi accertati a premio nel 2022. Valeria Ceccato, 26 anni, una scelta di vita questa. Sì, diciamo che è stato un po' il destino che ci ha portati qua. Per una ragazza giovane come te, quanto difficile è rimanere qua su? Allora, per come sono fatta io non è difficile. Per tanti altri può essere una scelta molto dura, perché comunque la connessione internet è un po' precaria, il telefono non prende, i divertimenti sono molto distanti da qua. Vediamo invece il lato positivo. Io credo che qui si impari cos'è anche la biodiversità, perché comunque il versante est del Grappa è ancora un po' selvaggio, quindi qua si può veramente immergersi in quella che è la natura. E io spero comunque che venga apprezzato di più il Grappa, perché ha tanto da dare, ha tantissimo da dare, però non viene valorizzato al massimo. Strutture ricettive ce ne sono? La possibilità di fare campeggio c'è. Nel versante ovest ci sono comunque strutture che ospitano per la notte. Ma qualcuno viene a campeggiare qua da voi? Sì, perché comunque là sotto ci sono c'è proprio l'area ristoro, ci sono 2 o 3 caminetti barbecue, quindi soprattutto verso agosto ci sono tante persone che vengono a campeggiare. A volte una notte, a volte 2 o 3, va dal tempo che hanno. Italiani o stranieri? Principalmente italiani. Quindi insomma la montagna viene apprezzata se viene valorizzata? Sì, decisamente sì. Il tuo futuro lo vedi qui in montagna? Forse non in montagna, ma sicuramente in qualche modo legata alla montagna. Grazie, adesso noi ci fermiamo per un po' di pubblicità. Seconda parte continueremo questo viaggio tra le malghe e le persone che fanno vivere queste malghe.